Ultima corsa, la nona, sono 7 cavalli anziani, non vincitori di 6.300 euro negli ultimi 12 mesi. 1 Biancaneve SM, 2 Biancaneve SM, 3 Zilat Jet, 4 Armstrong Lewis, 5 Belize Jet, 6 Ubiboco SM in seconda fila, 7 Zidane Petit, 8 Alissa Trio. Allineamento completo, autostart che prende velocità e li lascia con Belize Jet che va al comando, sfrutta la sua proverbiale velocità iniziale per installarsi al comando. In seconda posizione Armstrong Lewis avanti a Biancaneve SM, all'esterno c'è Ubiboco SM, poi Zidane Petit che precede Alissa Trio e quindi Zilat Jet. Primo ottavo di miglio se ne va in 14,4 e c'è l'attacco da parte di Ubiboco SM a Belize Jet. Tommaso Gambino va in maniera decisa sull'avversaria, la costringe ad accelerare, 28,6 per il primo quarto di gara, ma Belize lo respinge, rimane secondo sotto Armstrong Lewis. Biancaneve SM si muove dai birilli in anticipo su Zidane Petit che sbaglia. I primi 600 metri se ne vanno in 43,4. Numero 7 Zidane Petit, squalificato. Vantaggio Belize Jet nei confronti di Armstrong Lewis, di fuori Ubiboco SM, poi Biancaneve SM, ancora Alissa Trio e Zilat Jet. Davanti alle tribune un altro paletto abbastanza svelto, cioè 58 per la metà gara, con Ubiboco SM che si ritira. Intanto Belize Jet prosegue in evidenza, Armstrong Lewis nella sua scia, poi Biancaneve SM, ancora Alissa Trio e Zilat Jet, il chilometro in 1,13,1, con la leader che prosegue in vantaggio, Armstrong Lewis sempre appoggiato al casco, poi ancora Biancaneve SM e Zilat Jet, i tre quarti di miglio in 1,27,7, 14,6 di là, Belize in vantaggio, Armstrong che la fila il più possibile, poi Biancaneve SM. A metà dell'ultima curva non cambia nulla, si aspetta la retta per sparare con Belize che è in vantaggio, fa 15 per la piegata conclusiva, il paletto più lento della corsa, Armstrong Lewis che va di dentro ma sbaglia e allora Belize Jet rimane al comando nei confronti di Biancaneve SM. Belize Jet che nel finale vince al secondo, Biancaneve SM al terzo posto Zilat Jet. 1,57,7, 1,13,3. Francesco Pettinari in percorso di testa su Belize Jet, Lorenzo Baldi al training, gli allevamenti Toniatti alla proprietà per il successo di Belize Jet che chiude la bella riunione dall'Arcoveggio con un successo in percorso di testa, 1,13,3, ragguaglio cronometrico per Belize Jet e Lorenzo Baldi.